io dormo a macchina con 2 bambini. E non ho trovato neanche l'hotel pieno. E tanto pagare una notte 70 euro, 100 euro. E tanto. Nader e Asma vivono in macchina da 3 settimane con i loro figli, un bambino di 4 anni e mezzo, una bambina di 11 mesi. Sono arrivati dalla Tunisia 2 anni fa. Hanno regolare permesso di soggiorno. Nader ha un impiego a tempo indeterminato, eppure nessuno vuole affittare loro una casa. Io ho tempo determinato, contratto di lavoro, non problema di mangiare, non problema solo la casa. Io ho cercato tutto, tutta l'agenzia, lascia tu numero, ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. Niente. Lui sempre gira con la mia macchina, 20 euro, 30 euro gasolio, a mattina, a sera. Nella loro auto, parcheggiata vicino alla chiesa di Sacro Cuore a Padova, tutta una vita stipata in poche valigie, i pannolini per la piccolina e le coperte per il freddo. La coppia qualche volta riesce a trovare un posto per un paio di notti in albergo, ma loro vorrebbero trovare una casa in affitto. Il problema non è soldi, il problema è che sempre l'agenzia lascia il tuo numero e quando io ho trovato una casa, sempre il proprietario non vuole stranieri. Si sono rivolti ai servizi sociali del comune di Curtarolo, dove hanno la residenza, ma ancora non hanno trovato un alloggio. Prima di vivere in auto erano stati ospitati da un conoscente. La preoccupazione è tanta, soprattutto per i bambini. Il più grande va all'asilo. Tutto intorno a questa famiglia si sta muovendo la solidarietà. La speranza è che qualcuno porti presto una bella notizia. Io pago l'affitto, paga cappara, paga tutto, io sono chiaro, non è come un'altra persona, fai soffrato. Io solo lavorare, sempre lavoro, anche non fai malattia. Io sono stato adesso 1 anno e 10 mesi con il mio azienda, solo una volta che ho fatto malattia. Ho bisogno di una casa, per favore aiutami.